Tombino utilizzato come ariete per sfondare la vetrata del negozio di arredi esposti in via Manin a Mestre, ma il vetro è blindato, l'incursione dei ladri fallisce, più illuminazione e telecamere. Ecco l'appello. Questa mattina lo sciopero del trasporto pubblico locale ha comportato per gli utenti disagi più contenuti rispetto alle ultime volte. L'adesione si è assestata intorno al 40%. Magda, 60 anni, di Mestre, la disabilità e il mobbing da parte dell'azienda per cui lavorava, al toccante racconto con il forte sostegno della mamma ultra ottantenne Clevi, autentica guerriera di vita. 45enne di Jesolo nei guai per non essersi fermato ad un posto di blocco inseguito, è stato fermato dagli agenti della polizia locale ad Eraclea. Il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, da Cafarsetti, ha ribadito che non vi è alcuna volontà né necessità dell'azienda di far traslocare il monoblocco. Le ceneri del cagnolino estinto, trasformate in ciondoli pendenti da collana, accade a Venezia grazie alla laboriosità di una coppia di artigiani, marito e moglie. Da Vigonovo il piccolo ed essenziale presepe che evoca sobrietà ed essenzialità è quello della famiglia di Walter Morigo, per la rubrica che anche quest'anno vede protagonisti voi telespettatori. La cronaca in primo piano, buonasera, ben ritrovati TG Venezia, siamo a Mestre in via Manin, ennesima spaccata, questa volta ai danni di un negozio di arredi. I malviventi hanno tentato di sfondare la vetrina del negozio utilizzando un tombino. Il vetro del negozio è preso a colpi di tombino. L'allarme è lanciato da un residente svegliatosi di soprassalto in piena notte dal forte botto del tombino in ghisa scaraventato violentemente contro una delle vetrine antisfondamento del negozio. Ennesimo tentativo di spaccata nel cuore di Mestre, nel negozio di arredi e accessori per la casa esposti. Il tentato colpo nella notte tra mercoledì e giovedì in via Manin. Probabilmente sono semplicemente degli sbandati che cercano di racimolare qualche soldo e cercano di entrare. Fortunatamente la vetrina ha retto e così non ci sono stati ulteriori danni per nessuno, insomma. Grazie. Non sono entrati, no. Non hanno preso niente? No. Però tanti i danni, diceva. Sì, i danni e le difficoltà, insomma, in questo periodo non ci voleva. Danni per diverse migliaia di euro. Il costo della riparazione, denuncia la titolare del negozio, che ha già presentato denuncia contro ignoti. Attività che si trova giusto dietro Piazza Ferretto e a 2 passi anche dal municipio della città. Siamo nel cuore di Mestre, eppure mancano le telecamere di videosorveglianza del comune, ad eccezione dell'unica presente e dedicata al solo controllo della ZTL. Scatta il frame solo per dare le multe, in sostanza sì. Infatti abbiamo chiesto, se possibile, di installarne una per quello che può servire, ma quantomeno come deterrente, con altro scopo. La tentata incursione dell'altra sera, soltanto l'ultima delle tantissime andate invece a segno a discapito delle attività commerciali dell'area. La sera qui è buio pesto perché l'illuminazione è pressoché assente. La richiesta appello per chiedere più illuminazione a Cafarsetti, che Deborah Esposti rivolge anche ai negozianti par suo, per poter fare insieme squadra contro la malavita. Le spese, è vero, sono tante, spesso si è tentati la sera, quando si chiude, di chiudere tutto, invece lasciare accesa qualche luce in vetrina, oltre che, tra virgolette, essere così una cosa invitante per le persone a passeggio, sicuramente aiuta ad illuminare strade a volte troppo poco illuminate, come questa. Sciopero del trasporto pubblico questa mattina, adesione circa al 40%. Allora vediamo come è andata e quali sono stati i disagi. Lo sciopero del trasporto pubblico in Laguna stavolta ha comportato sì dei disagi, ma molto più contenuti per gli utenti rispetto alle ultime mobilitazioni. Anche se a singhiozzo le corse di motoscafi e vaporetti in Laguna e di autobus e tram in terraferma ci sono state anche durante le 4 ore di sciopero della mattinata. Poi la precettazione del ministro Matteo Salvini ha ridotto ulteriormente lo sciopero, che avrebbe dovuto essere di 24 ore. La partecipazione dei lavoratori alla mobilitazione si è così assestata attorno al 40%. Lo sciopero però non era stato indetto dai sindacati confederali,
ma dalle due organizzazioni di base, motivo per il quale la partecipazione è stata considerata comunque abbastanza buona, come spiega telefonicamente il sindacalista Alberto Cancian. Lo sciopero, secondo gli ultimi dati, ha avuto una percentuale intorno al 40%, il che significa che, essendo stato proclamato da due sigle di base e non dai confederali, essendo stato di 4 ore e non di 24 come doveva essere, essendo citate le prestazioni, riteniamo sia una percentuale abbastanza buona. Da questa ennesima protesta i sindacati si attendono comunque un cambio di rotta. Noi non abbiamo ridotto lo sciopero a 4, ma l'abbiamo lasciato di 24, disobbediendo così a quanto detto e quanto emanato dal Ministero, perché vogliamo andare fino in fondo. La linea dura continua. Abbiamo mantenuto lo sciopero a livello di segreteria, pronti ad affrontare anche le spese legali e alle varie multe che ci verranno sicuramente inflitte, ma noi vogliamo andare avanti fino in fondo. Soprattutto però abbiamo detto ai lavoratori di tornare a lavoro alla fine delle 4 ore. Vi raccontiamo una storia, quella di una 60enne disabile di Mestre che ha denunciato il mobbing subito dall'azienda per cui lavorava. L'ascoltiamo. Dopo 31 anni di lavoro io sono a casa. Magda Trentinaglia, 60 anni, disabile all'80%, è stata sospesa dal lavoro di impiegata in banca. È a casa dal 10 febbraio del 2021. Le ragioni? Questione di incolumità e sicurezza, riporta la lettera dell'azienda. Io dovrei andare in pensione fra 7 anni. Ma questa situazione proprio non se l'aspettava? No, sinceramente no. Per me è stato un colpo duro. La sua è una storia di vita complicata, scandita da trasferimenti della sede di lavoro, studi di avvocati, aule di tribunale, sentenze giudiziarie. Questa è la storia di una disabile che ha subito e continua a subire il mobbing e seguita in questi tribolati anni dalla combattiva mamma ultraottantenne. È lei a spiegare come la banca, pur cercando eventuali soluzioni per garantire alla figlia il lavoro, non abbia provveduto ad eliminare le barriere architettoniche. Aggiunge inoltre l'ultima amara sorpresa, arrivata dal fronte giudiziario l'anno scorso dopo 5 udienze. 5 udienze, decisione fatta da loro, la licenziano fine nel 2024, giugno 2024. Un'ingiustizia. È un'ingiustizia, è una cosa che io come genitore non accetto, perché ci sono delle leggi che dovevano salvaguardarla. Negli ultimi 18 mesi la disabile si trova in difficoltà economiche perché percepisce meno della metà dello stipendio. Vorrei, se possibile, rientrare al lavoro fino all'età della pensione, oppure che mi dassero lo stipendio intero fino all'età pensionabile. La madre Clevi è molto preoccupata per la sorte della figlia. Mi appello a tutte le istituzioni, perché ho bisogno di risolvere questo problema. Magda, che Natale sarà questo? Un Natale molto triste. Natale per me non è Natale. Siamo alla cronaca con un uomo che è scappato all'alto della polizia locale, poi si è scoperto stava guidando senza la patente. All'alta della polizia locale ha preferito scappare pestando sull'acceleratore della sua auto in direzione Eraclea. È successo a Jesolo, lungo via Piave Nuovo, quando un 45enne della zona è stato intercettato ad un posto di blocco della municipale con l'ausilio del Targa System, il dispositivo per controllare se con l'auto si è in regola con l'assicurazione del veicolo. Nonostante la fuga, l'uomo è stato raggiunto dopo un breve inseguimento di Eraclea. Gli agenti hanno così capito il motivo della fuga. Il 45enne guidava con la patente sospesa ritirata lo scorso giugno per guida in stato di ebbrezza. L'auto è stata trovata anche senza revisione. Per l'uomo è scattata la multa di 2.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo. La prefettura ora dovrà stabilire se revocargli la licenza di guida.
Non vi è alcuna necessità o volontà dell'azienda ULSS Serenissima di traslocare dal padiglione Rossi dell'ex ospedale al mare al Lido di Venezia. Abbiamo intervistato oggi il direttore Edgardo Contato. Non vi è nessuna volontà o necessità dell'azienda sanitaria di trasferirsi dal padiglione Rossi. I servizi sanitari al Lido di Venezia rimarranno perciò ubicati al monoblocco. Lo ha ribadito a chiare lettere nel corso della commissione consigliare a Ca' Farsetti il direttore generale dell'ULSS Serenissima Edgardo Contato. Discussione aperta anche alla municipalità del Lido e Pellestrina. Il nostro obiettivo sul Lido e naturalmente sulle isole che afferiscono a questo servizio, alla realtà, al luogo di erogazione dei servizi sanitari del Lido, è quello di mantenere inalterato la quantità e la qualità dei servizi attualmente erogati. Attualmente sono erogati nel padiglione Rossi e lì noi continueremo a lavorare fin tanto che non ci saranno eventualmente soluzioni nuove, diverse, ma soprattutto che erogano la stessa quantità e qualità dei servizi, magari in maniera migliore. Contato ha anche confermato che non è intenzione dell'azienda farsi carico delle eventuali spese che sarebbero necessarie per trasferire i servizi sanitari in altra sede, ma comunque sempre all'interno del compendio immobiliare dell'ex ospedale al mare. Dunque si resta dove si è. La discussione però rientra nell'ambito della variante urbanistica del progetto dell'imprenditore tedesco Frank Gotthard, in cui il monoblocco non c'entra, ma vi è l'ipotesi nella variante di un trasferimento dei servizi sanitari. È necessario adesso, in questa fase, un confronto col demanio per capire il futuro del padiglione Rossi. Questo punto di domanda non va a inficiare la positività del progetto del parco tecnologico, ma è semplicemente una questione che va chiarita per rispettare la cittadinanza che sta chiedendo giustamente la tutela dei propri servizi sanitari e del proprio territorio. Pochi secondi di pubblicità, tra poco con il telegiornale di Venezia. TG Venezia, ben ritrovati. Le ceneri del cagnolino estinto, trasformate in ciondoli e pendenti da collana, accade a Venezia grazie alla laboriosità di una coppia di artigiani. Sono gli artigiani veneziani che trasformano i veleni e gli ossidi in pietre e perle di vetro colorate. Le forme sono tantissime, possono essere a forma di cuore, di lente, di rotonde, quadrate, rombo, nelle varie misure. Ma la lavorazione più sorprendente è quella giunta dalla richiesta di un residente che proprio non voleva separarsi dal suo amatissimo fido, sebbene fosse da tempo passato a miglior vita. Da qui l'idea con la stravagante preghiera. Ha chiesto di mettere le ceneri del cane sotto il vetro e gli abbiamo fatto 2 gocce che poi sono diventati 2 pendenti, così avrà il cane al collo praticamente per tutta la sua vita. Sempre con sé. Il ciondolo regalato anche alla fidanzata, così i pendenti fatti con le ceneri del cagnolino sono diventati 2. Idea davvero originale e che può far discutere, come no. Certamente potrebbe essere traslata anche per altre circostanze. Vero è che gli artigiani Mauro ed Emilia, marito e moglie, abituati a trasformare pezzi di pianeti e meteoriti in preziosi pendagli e pendenti anche per grandi marchi, non se ne stupiscono. Clienti ce ne sono molti di diverse nazionalità, possono essere statunitensi, svizzeri, europei, giapponesi, italiani, veneti. Vi ricordiamo la rubrica Il tuo presepe, potete inviarci video delle vostre natività utilizzando il numero di WhatsApp 351 17 55 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese siano fatte in orizzontale, specificate sempre il vostro nome e cognome e il comune di residenza. E per la rubrica andiamo a vedere il presepe di Walter, ci spostiamo nel comune di Vigonovo.
Ci fermiamo, TG Venezia termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Tra poco invece con l'informazione di TG Treviso. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Venti freddi sull'Italia, ma la pressione è in deciso aumento. Sarà un weekend di bel tempo. Il dettaglio di sabato 16 dicembre. Sul Veneto condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno. Iniziali foschie e nebbie in pianura, specie sulle zone interne e anche in qualche fondovalle, ma in progressivo dissolvimento. Temperature in lieve calo, minime tra -2 e 1 grado, massime tra 5 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno. Al mattino avremo locali nubi basse. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà sereno o al massimo velato con ottima visibilità. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.